Approda in Sicilia la 34esima edizione della Rassegna del Mare promossa dall'Associazione Ecologica e Scientifica Mare Amico, storica iniziativa che da oltre 30 anni pone il Mediterraneo e le sue sfide al centro del dibattito tra istituzioni, mondo scientifico, operatori del settore e cittadini. È un appuntamento ormai consolidato che anche quest'anno si propone come laboratorio di idee, scambi e buone pratiche per un futuro sostenibile legato al mare. Dal 23 al 26 ottobre tra Agrigento, capitale della cultura, che ha patrocinato e ospita la conferenza stampa, e dal giorno successivo a Trapani, dove si alterneranno conferenze, tavole rotonde e gare a sfondo educativo per studenti e momenti divulgativi dedicati ai temi cruciali per l'economia BLE: cambiamenti climatici, tutela della biodiversità marina, pesca sostenibile, innovazione, gestione delle risorse, cooperazione tra territori e governance ambientale. Non mancheranno le esperienze legate alla cultura del mare come lo show cooking. La 34esima Rassegna del Mare, dal titolo Il futuro del mare, opportunità e sfide, prenderà pertanto il via il 23 ottobre alle ore 10 presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, con la conferenza stampa di presentazione ufficiale organizzata da Mare Amico Agrigento in collaborazione con Generazione Mare, il sostegno dell'assessorato all'agricoltura della Regione Siciliana, del FEAMPA, dell'Unione Europea, del Libero Consorzio Comunale di Trapani. La rassegna si svolge con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Difesa, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell'Enea, del CNR e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.